Le cicatrici sul Ponte Vecchio di Bassano restano sul legno, restano nell'anima dei bassanesi, dei visitatori, dei tanti turisti che passeggiano sul monumento nazionale. Le balaustre, il legno del ponte risulta danneggiato sia dal maltempo che anche da atti vandalici. Noi siamo in compagnia dell'assessore ai lavori pubblici Andrea Viero. Assessore, partiamo da qui, da questo atto vandalico che ha deturpato il legno della balaustra. Parliamo quindi di sicurezza. Che cosa si sta facendo e soprattutto le telecamere sul ponte funzionano? Le telecamere sul ponte funzionano, le immagini sono sempre controllate ovviamente dalle forze dell'ordine. Diciamo che ovviamente in termini di prevenzione e di sicurezza è ovvio che insomma anche la polizia locale transita spesso sul ponte, lì si chiede appunto anche ai cittadini a qualsiasi azione anomala che si vede su questo monumento nazionale venga prontamente segnalata alle forze dell'ordine. L'altro capitolo invece è quello delle manutenzioni ordinarie che ogni anno pianifichiamo perché appunto i segni del tempo è chiaro che si vedono sul nostro ponte. Dopo attento sopralluogo con la soprintendenza abbiamo visto l'atto vandalico dalla parte opposta appunto della balaustra, abbiamo visto ovviamente la manutenzione da fare, in questi giorni stiamo procedendo all'offerta prezzi per fare l'intervento appunto concordato con la soprintendenza. Entro fine anno la manutenzione al ponte verrà fatta. Assessore, si continueranno a usare le stesse vernici perché sembra che siano particolarmente deteriorabili. Allora, è chiaro che per quest'anno vengono utilizzati i prodotti che sono stati concordati con la soprintendenza nella fase progettuale. Abbiamo però concordato di fare delle proposte alternative per i prossimi anni su prodotti diversi, ovviamente compatibili con quello che è il monumento storico di Bassano, che la soprintendenza ovviamente deve vagliare ed approvare.